Le terapie intensive occupate da pazienti Covid vicine alla soglia oltre la quale scatta una nuova fase dell'emergenza ospedaliera, quasi tutti sono non vaccinati, senza l'immunizzazione i nosocomi sarebbero al collasso, dice Zaia. Ancora troppa disinformazione sul Covid e sui vaccini, la denuncia del governatore, manca una corretta pubblicità istituzionale, ho già chiesto al governo di rimediare. 61enne si trova in casa, 2 banditi che la minacciano con un coltello, la legano e fuggono con poche centinaia di euro, paura, Chiarano il sindaco, dobbiamo ripensare il controllo del territorio. Ancora gravi 2 tredicenni caduti da un lucernario mentre giocavano alla stazione di Mira, il sindaco, preghiamo per loro. A Piazzola sul Brent è tutto pronto per accogliere i primi 4 profughi afghani in arrivo nel territorio padovano. Il sindaco racconta alcune famiglie disposte ad ospitarne, altri nelle loro case. Giornata di ripartenza per molte aziende in Veneto con la gestione del Green Pass per le mense, per i dipendenti sprovvisti, gazebo in parcheggio o semplice pasto in auto. Scritte con minacce di morte al sindaco di Piove di Sacco, volantini denigratori distribuiti in paese contro il primo cittadino di Roana, amministratori ancora nel mirino. Vacanze e allenamento a Jesolo per Federica Pellegrini in vista degli internazionali di nuoto di Napoli, suo ultimo impegno agonistico, tra il nuoto e l'amore con l'allenatore fidanzato, le parole della divina. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il tema delle terapie intensive e l'indice di occupazione in Veneto in primo piano per questa edizione regionale. Già perché ci stiamo avvicinando alla soglia dei 50 posti letto occupati, una soglia critica oltre la quale scatta la seconda fase dell'emergenza, soprattutto sul fronte ospedaliero. Con il vaccino avremo risparmiato in questi mesi decine di vite umane, ha però detto il governatore del Veneto Zaia, riferendosi al fatto che nelle terapie intensive quasi tutti i soggetti presenti sono non vaccinati. Cioè noi oggi abbiamo uno scenario di 52 persone in terapia intensiva. Ma se ci togliessimo tutti i vaccinati e li trasformassimo in non vaccinati, oggi ne saremmo al collasso dentro per gli ospedali. Questo è il punto di partenza per il presidente del Veneto Luca Zaia nei giorni in cui la quota di posti letto in terapia intensiva si aggira attorno ai 50, cifra limite per passare nella fase 2 dell'emergenza. In questo momento siamo a 48, quindi un po' in riduzione rispetto a 2 giorni fa. Siamo però intorno ai 50 è il limite che c'è tra la fase di gestione ordinaria e la fase invece emergenziale, nella quale è necessario attivare ulteriori posti letto di terapia intensiva. Di questi attuali 48, 32 sono i pazienti intubati, 3 in ossigenazione extracorporea, ma cosa significhi ritornare in fase 2 viene spiegato dallo stesso Rosi in parole semplici, la questione è soprattutto operativa. Quindi attivare quei famosi letti in stand-by che sono lì pronti e che basta aprire la porta, e però oltre ad aprire la porta bisogna anche spostare ovviamente il personale che sta facendo altre attività e in particolare è impegnato nel recupero di tutte quelle prestazioni che sono state rinviate durante l'emergenza. Inevitabile guardare alle ultime curve delle ospedalizzazioni gravi, 2 allo stato attuale, le prospettive. Siamo in un momento estremamente delicato perché se continua come ha continuato negli ultimi 15 giorni, questa soglia la supereremo. Se procede come sta procedendo in questi ultimi 2 giorni, restiamo sotto il livello di allarme. Un conto sono i numeri dei ricoveri, un altro l'identikit dei ricoverati, cambiato radicalmente nel corso dei mesi. Lo scorso anno, o anche già all'inizio di quest'anno, come diciamo, però verso fine dell'anno scorso, il 70% aveva sopra 70 anni. Oggi il 58% ha meno di 50 anni. Tra questi, nelle settimane scorse, anche un 21enne ricoverato a Verona in gravi condizioni dopo essere rientrato dalla Spagna, un quadro più in generale che si spiega solo alla luce della vaccinazione di massa è ancora più chiaro se si considera l'evoluzione dal mese di maggio. Se noi guardiamo i pazienti che abbiamo ricoverato dal 1° maggio, che sono 257,
Di questi 257, quelli che avevano completato il ciclo vaccinale erano 18. Fotografia ancora più realistica se guardiamo ai decessi. Abbiamo 57 persone decedute dal 1° di maggio, di queste solo 3 avevano completato il ciclo vaccinale. La protezione che dà il vaccino è sicuramente quasi totale, questo è il dato. Vi ricordo di nuovo che se avessimo tutti vaccinati avremmo 7 pazienti oggi in terapia intensiva e quindi anche quei famosi 54 morti ce li saremmo risparmiati. Questi i conti dell'emergenza, delle terapie intensive, eppure c'è ancora troppa disinformazione attorno al Covid e al vaccino, soprattutto alle vaccinazioni. Su questo si è concentrato il governatore Zaia, che ha chiesto al governo di rimediare con una nuova fase di pubblicità istituzionale e di informazione scientifica. Io penso che la pubblicità istituzionale è mancata. Infatti se voi fate mente locale non esiste una campagna istituzionale di promozione dell'informazione, non sto dicendo del vaccino. Possibile che si legga in alcuni cartelli che nei ragazzi il rischio è 0? È quasi 0, ma non è 0 perché noi abbiamo dei casi di ospedalizzazione. Possibile che si legga che abbiamo gli ospedali pieni di gente malata da vaccino? Non è vero. Troppa cattiva informazione, soprattutto via social, sta inquinando l'ultima parte di questa campagna vaccinale, caratterizzata non solo dai Novax duri e puri, ma anche da quelle persone che hanno ancora dubbi e preoccupazioni, una percentuale che per Zaia va aiutata a capire. Ci sono una serie di fake news che non aiutano le persone, che io non definisco Novax, non aiutano quelle persone che giustamente per la fame e la sete di informazione assumono dal pozzo più vicino, che è quello della rete, che è quello del passaparola, che è quello della leggenda metropolitana. Il messaggio è già stato recapitato al governo per una campagna mediatica capillare. Lo dico perché io l'ho sempre proposto in quasi tutte le riunioni. Mi chiedo perché a livello nazionale si sia abdicato non alla promozione del vaccino, ma a un'informazione sui vaccini. Così Zaia, nelle ore in cui si dibatte sulla proposta di obbligo vaccinale generalizzato proveniente da più voci all'interno del CTS. Il dibattito non è oggetto di dibattito, cioè nel senso che al momento noi non stiamo discutendo di questo. Mai c'è stata proposta una riflessione sull'obbligo vaccinale. La mia posizione la conoscete. Libertà vaccinale quindi, con il presidente della regione convinto che l'obiettivo sarà comunque centrato a breve. Ci stiamo avvicinando all'80% dei veneti vaccinati, oggi siamo quasi al 78%, la chiudiamo dalle nostre proiezioni con una speranza di arrivare all'80% a 8 ottobre, come ho sempre detto. Ci sarà sicuramente, come si può dire, un ritorno di fiamma con l'apertura delle scuole, con molte attività. Eppure il tema, la proposta di un obbligo vaccinale generalizzato, esteso a tutta la popolazione, è sul tavolo. Diverse le voci autorevoli che stanno arrivando in queste ore, soprattutto da parte del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, e su questo vi chiediamo la vostra opinione. Gli scienziati spingono per l'obbligo vaccinale. Giusto il numero in verde per dire sì, che è giusto, 0422 1626 691, no, non è giusto il numero quello in rosso, 0422 1626 690, la chiamata come sempre è gratuita, l'esito del sondaggio nel corso del nostro telegiornale di Treviso a partire dalle 19:30, ma anche la cronaca incombe e ci porta a Chiarano nel Trevigiano per una rapina in casa, vittima una donna di 61 anni. E per la signora mi dispiace, anzi non dovrebbe mai succedere, quindi non ci sono parole per esprimere il rammarico o lo stato d'animo che anche un sindaco può avere, essendo il primo cittadino e l'autorità di polizia. Il coltello puntato addosso, i polsi stretti con delle fascette da elettricista e la minaccia senza possibilità di appello. Vogliamo i soldi.
Poco più di 100 euro e qualche gioiello. È questo il prezzo della paura. La paura di essere ferita o peggio. Di fronte 2 uomini con un passamontagna che nasconde il volto e camuffa la voce, guanti alle mani e poi quella lama. Entrate da una finestra lasciata fatalmente aperta sul retro nella serata di ieri in questo appartamento di Chiarano, pieno centro città. Al suo interno la 61enne insegnante Alessandra Scotini, che in camera da letto si trova davanti i malviventi. Poi l'incubo, istanti difficili da cancellare e capaci di lasciare tracce profonde su chi ha vissuto quei momenti, tanto da non volerne parlare oggi. I banditi fuggono, poi la donna, nonostante lo shock e le fascette, riesce con difficoltà a chiamare i carabinieri che la liberano e iniziano la caccia all'uomo. Ladri trasformati in rapinatori o professionisti che hanno agito ben sapendo che avrebbero trovato l'inquilina in casa, magari dopo qualche sopralluogo. Saranno le indagini a stabilirlo a partire dalle immagini di videosorveglianza della zona. Per il primo cittadino l'unica magra consolazione è che la signora non si sia fatta male. Stavolta è andata bene e si spera che vada sempre bene, nonostante noi non vogliamo che queste cose capitano. Ma è chiaro che anche in piccoli centri come Chiarano serve un giro di vite sulla sicurezza. Dobbiamo cominciare a ripensare il controllo del territorio fatto in una determinata maniera, ripensare che comunque la nostra società è una società molto mobile, molto liquida, quindi è difficile da veicolare, da controllare, anche da difendere in un territorio a bassa densità. Forse in città è anche più facile perché con determinate strumentazioni e impianti i controlli ci possono essere. E anche per cercare di rinforzare il controllo sul territorio nasce un progetto. Abbiamo già realizzato una convenzione di polizia locale con i comuni con Termini e più che il controllo del vicinato, la creazione di una polizia rurale volontaria che possa gestire meglio anche il territorio in collaborazione con la polizia locale. Avrà compiti ambientali e anche appunto di monitorare il territorio. Nel veneziano ora, dove sono ancora gravi i 2 tredicenni caduti da un lucernario mentre giocavano alla stazione di Mira sabato sera, il sindaco preghiamo per loro. Una bravata di 3 ragazzini tredicenni residenti a Borbiago di Mira rischia di compromettere le loro vite. Alla stazione dei treni di Marano di Mira, a pochi passi dai binari, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, si sono messi a saltellare sopra gli oblò in plastica trasparente che coprono i punti luce nello stabile della stazione. Mentre i ragazzini saltavano sopra l'oblò, ad un certo punto la struttura ha ceduto facendoli cadere proprio qui da un'altezza di 4 metri. A chiamare prima i genitori, poi i soccorsi, in stato di shock, è stato l'unico dei 3 a rimanere illeso, mentre gli altri 2 avevano perso conoscenza. Il ragazzino, che non è caduto, ha avuto la prontezza di telefonare immediatamente e una volta giunti sul posto i sanitari del SUEM 118 hanno portato via i suoi 2 coetanei e compagni di classe all'ospedale di Mestre. In seguito uno di loro, viste le condizioni critiche, è stato trasferito a Padova. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della tenenza di Mira, che hanno posto l'area sotto sequestro, mentre qualcuno tra i pendolari sostiene che in quella zona non ci siano abbastanza controlli e che sia completamente abbandonata nonostante il flusso di persone che la frequentano. Al vaglio degli inquirenti della magistratura anche la posizione dei genitori, che rischiano una denuncia penale per omessa custodia di minori di 14 anni, che secondo una prima ricostruzione data dal racconto del ragazzino che si è salvato sarebbero giunti sul posto a piedi, abitando poco distante. Dal sindaco arriva un appello. È un grande dispiacere, siamo veramente tutti qui che preghiamo che questi ragazzi possano recuperare e soprattutto non restare segnati in maniera profonda da questo incidente, da questa tragedia sfiorata. Io dico solo un appello che posso fare ai ragazzi, perché anch'io ho dei nipoti che hanno la stessa età, cerchiamo di restare lontani dai pericoli, non sfidiamo la sorte, perché poi può capitare, quando capita ci si rischia di fare anche male. Io ho appunto dei nipoti che hanno la stessa età e spero veramente che siamo stati tutti ragazzi, no? Però cerchiamo anche un po' di capire che sì, bisogna stare attenti ai pericoli, anche quando pensiamo che non ci siano.
È stato fissato per domani mattina l'incontro in videoconferenza fra tutte le prefetture del Veneto per la questione dell'accoglienza dei profughi dall'Afghanistan. E sempre oggi a Marghera il presidente Zaia ha sottolineato come proprio l'accoglienza debba tenere conto della situazione complessiva della regione e dei singoli territori. L'accoglienza dei profughi afghani deve essere fatta tenendo conto della situazione complessiva del Veneto. Questa è l'indicazione del presidente della regione Luca Zaia nel corso dell'incontro con la stampa di oggi a Marghera. In questo momento considerate che i veneti sono quasi raddoppiati con tutto il flusso turistico che abbiamo, quindi in questo momento sarebbe veramente un caos per noi. Di certo guardiamo con attenzione questa povera gente, soprattutto le donne e i bambini, e questa tragedia che stiamo vivendo. E il tema profughi afghani sarà al centro dell'incontro di domani mattina fra tutte le prefetture del Veneto. Domani ci sarà questo incontro in videoconferenza, convocato appunto dal prefetto di Venezia, che come sempre coordina un po' le attività anche in materia di in questo caso di assistenza, appunto di realizzazione di nuovi interventi per quanto riguarda questa emergenza che si inserisce evidentemente in quella che è già la problematica dei richiedenti asilo che ospitiamo, e vediamo insomma se ci saranno indicazioni nuove o diverse. Al momento non ci sarebbero arrivi previsti per la provincia di Treviso, contrariamente a Padova e Vicenza, già assegnatarie di alcuni nuclei familiari. Si tratta di persone che da anni collaborano professionalmente con gli italiani dei presidi di Herat e Kabul. In ogni caso un'ala della caserma Serena è già stata predisposta per l'accoglienza. Una palazzina dove già in passato erano state ospitate dei nuclei familiari, quindi che si adattano per dare una prima assistenza decorosa a queste persone. Faremo un incontro in mente con appunto anche l'associazione industriali che già ha dato disponibilità, vedremo quello che si potrà fare. Disponibilità all'accoglienza è arrivata oggi dal mondo del volontariato con il presidente Alberto Franceschini. I centri di servizio sono già impegnati nell'accoglienza diffusa attraverso l'esperienza che diversi operatori hanno maturato direttamente in Afghanistan. E al tavolo per la gestione dell'accoglienza il prefetto chiamerà anche la Caritas trevigiana. La Caritas era uscita come sapete bene, dall'accoglienza diffusa, e quindi sicuramente io conto di portarla al tavolo, e mi auguro che magari ci sia anche un ripensamento. E nel Padovano tutto è pronto per accogliere i primi 4 profughi afghani in arrivo, così a Piazzola sul Brenta. Abbiamo subito messo a disposizione questa struttura in favore del prefetto che ci ha chiesto la disponibilità di farlo. C'è un appartamento e verrà accolto un nucleo familiare. È stato confermato l'arrivo il prossimo 30 agosto dei primi 13 profughi afghani che verranno accolti in 2 centri di accoglienza straordinaria. A Padova ne verranno ospitati 9, mentre a Piazzola arriverà un nucleo familiare composto da 4 persone. Si tratta di cittadini che hanno collaborato con le nostre forze armate in Afghanistan. Le storie e le immagini di queste persone che scappano dal loro paese dopo l'arrivo dei talebani hanno smosso l'animo dei cittadini di Piazzola sul Brenta, che hanno espresso al sindaco il desiderio di poter aiutare ancor di più questo popolo. Appena saputa la notizia, vari cittadini mi hanno contattato, hanno chiamato anche gli assessori per dare la loro disponibilità, da un lato ad accogliere un nucleo familiare, una persona o più di una nelle loro abitazioni, a fornire vestiario e tutti quei generi di prima necessità per chi arriva ed è sprovvisto di tutto. Allo Stato però l'accoglienza verrà soltanto in forma strutturata secondo le indicazioni ricevute dalla prefettura, però noi manifesteremo questa disponibilità al prefetto per eventuali future accoglienze. Per il momento i 4 afghani resteranno nel centro di accoglienza straordinaria che si trova in una casa nella frazione di Presina, gestito dal Consorzio Veneto Insieme, che riunisce molte cooperative locali che si occupano di accoglienza. E questo lunedì è stato di ripartenza per molte fabbriche, in tanti sono rientrati al lavoro e qui si è presentato un problema nuovo per certi versi, quello della mensa ai dipendenti con o senza Green Pass. Sicuramente la mensa è una contrattazione che deve essere fatta con le organizzazioni sindacali e dobbiamo trovare la modalità per fare in modo che tutti i lavoratori vengano trattati in modo uguale. Mense aziendali e Green Pass.
per ogni stabilimento una soluzione diversa. Si va dai gazebo allestiti all'esterno della Luxottica di Pederobba al pranzo al sacco della Osram. Ad affrontare per prima il problema l'Electrolux la settimana scorsa, risolto con sacchetti di viveri consumati in giardino e relative prese di posizione critiche da parte dei sindacati. Si calcola che nella Marca circa il 30% dei lavoratori non sia vaccinato e per i quali, sottolinea la CGIL trevigiana, comunque bisogna trovare quantomeno una soluzione meno precaria, senza, come sta facendo qualcuno, lavarsene le mani. Abbiamo situazioni diverse, nel senso che ci sono delle aziende che si stanno organizzando e che stanno dando l'indicazione appunto che si entra in mensa esclusivamente col Green Pass. Ci sono alcune aziende che stanno aspettando perché ovviamente qui c'è un gap a livello legislativo perché forse non è stato preso in considerazione il servizio mensa per i lavoratori. Ci sono invece quelli che avendo un servizio mensa esterno stanno bypassando il problema dicendo che se la mensa non li fa entrare non è un problema loro. Per questo occorre trovare una sintesi tra imprese e sindacati tenendo conto che la mensa è oggetto di accordo tra le parti. C'è credo un incontro con l'industria? La disponibilità c'è, dopodiché sappiamo benissimo la ripartenza è stata oggi per molte aziende, molte ripartiranno la prossima settimana, non vogliamo trovarci nelle condizioni in cui i lavoratori siano trattati come lavoratori serie A, lavoratori di serie B. L'incendio appiccato nella pineta di Bibbione rappresenta un atto gravissimo, tanto dal punto di vista ambientale, paesaggistico e naturalistico, quanto da quello turistico. Lo dice l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Credo che anche alla luce di quanto sta accadendo non solo in Veneto ma anche in altre zone d'Italia sia necessario agire al più presto a livello nazionale attraverso un piano di prevenzione, dice sempre Caner, che preveda tra le altre anche delle pene esemplari per queste azioni criminali. Intanto attorno all'incendio di Bibbione Pineta si continua a indagare. Per la cronaca ritorniamo nel Padovano e parliamo delle minacce di morte subite dal sindaco e dalla giunta di Piove di Sacco, autore un residente di 79 anni che si è giustificato, pensate, dicendo che sentiva la necessità di sfogarsi. A morte sindaco e giunta comunale, per questo capannone. Questo il messaggio apparso a Piove di Sacco la scorsa settimana. Una minaccia verso sindaco e giunta colpevoli, secondo l'autore del gesto, di aver permesso la costruzione di un nuovo supermercato. Dei privati hanno venduto un terreno commerciale ad altri privati e hanno realizzato un 10% della cubatura che era prevista, un intervento legittimo e che rientra nella legge regionale del piano casa, su cui i comuni non intervengono se non per le opere urbanistiche. L'autore delle minacce è stato identificato dai carabinieri. Si tratta di un 79enne del posto che si è giustificato dicendo che non aveva internet per sfogarsi. Si è giustificato dicendo che così avrebbe avuto più visibilità. Questa persona non si era resa conto di cosa aveva combinato, poi messo di fronte alle proprie responsabilità ha detto ma non pensavo, non volevo, non credevo, e in verità il fatto in sé magari ne parliamo oggi col sorriso, però è un sorriso amaro perché la persona comunque dovrà rispondere alla giustizia per il suo gesto. Sì, perché sindaco e giunta non chiederanno un risarcimento diretto, ma che il 79enne faccia una donazione alla cooperativa sociale Magnolia. Il caso di Davide Giannella è solo l'ultimo di una lunga serie di minacce ed intimidazioni a sindaci ed amministratori locali, non ultimo lo striscione contro l'assessore Roberto Marcato. Io credo che questo debba far riflettere e debba portare tutti ad un abbassare i toni, perché se si gioca al rilancio, se tutti giocano al rilancio a chi la spara più grossa, gli esiti poi sono questi. E nel mirino c'è anche il sindaco di Roana, siamo sull'altopiano di Asiago. Su questo episodio indagano i carabinieri. I volantini denigratori sono stati distribuiti sulle strade dell'altopiano da un uomo mascherato che si sarebbe mosso in bicicletta nella notte tra sabato e domenica, approfittando delle luci abbassate o addirittura spente per la notte nera. Un attacco al sindaco di Roana, Elisabetta Magnabosco, che alle 14 di domenica si è presentata alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia.
Ci sono delle indagini in corso, il fatto che sia un uomo mascherato io l'ho preso solamente da un blogger e quindi non è ancora stato appurato. I volantini sono stati distribuiti sul territorio di Asiago, sul territorio di Roana. L'effetto che fa sono due le problematiche, il gesto di un folle oppure potrebbe essere un attacco al nostro operato. Offese e aggettivi denigratori contro il sindaco sono stati messi nero su bianco su una sorta di epigrafe scritta a computer. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona. Il sindaco non ha alcuna intenzione di farsi intimidire. Questo per noi è un motivo in più invece per continuare a lavorare in questo modo, per continuare a fare il bene esclusivo dei nostri cittadini. Noi abbiamo cercato di parlare di Altopiano, abbiamo cercato di portare avanti tanti principi, tanti interventi, tante occasioni che da tempo erano dimenticate. E sono giorni di vacanza a Jesolo per la divina Federica Pellegrini che continua ad allenarsi in piscina comunale. Vediamo perché. Beh, fino a novembre è il solito, i soliti allenamenti, le solite ore di piscina, anche perché comunque voglio comunque essere preparata per queste gare come ho sempre fatto nella mia carriera. La forza e la determinazione sono quelle di sempre. Federica Pellegrini, dopo le emozioni di Tokyo, guarda il suo ultimo appuntamento d'atleta, l'International Swimming League di Napoli, in programma per l'autunno, l'ultima sfida di una carriera divina. E allora eccola in piscina a Jesolo nel suo ultimo giorno di vacanza ad allenarsi come se niente fosse. Qui sul litorale veneziano Federica è di casa, la testimonial più autentica. Io ho passato tutte le mie estati di vacanza in famiglia da quando ero piccolissima qui a Jesolo, quindi Jesolo è rimasta un po' un posto del cuore e soprattutto il ritrovo della famiglia d'estate, per questo che comunque era qualche anno che cercavo casa e finalmente l'ho trovata, ma proprio per tutta la famiglia, per avere un punto di incontro alla fine di un anno e trovarsi tutti insieme. E adesso si guarda al futuro, su tutti l'impegno nel Comitato Olimpico, 2 le sfide da portare avanti. Io credo fortemente alla lotta contro il doping, a cercare di far partire gli atleti tutti dallo stesso livello e il benessere mentale è un tema molto caldo che è venuto alla luce in queste ultime Olimpiadi più che mai e sono contenta che sia emerso così forte. E poi l'amore finalmente alla luce del sole con l'allenatore Matteo Giunta. In questi momenti è logico che siamo allenatori atleta, poi ci facciamo i fatti nostri, siamo abbastanza riservati da questo punto di vista. Insomma, poche concessioni al gossip, solo una conferma al momento, nessun matrimonio in vista. Non è in programma, mi dispiace darvi questa brutta notizia. Come si dice, se sono rose fioriranno. È tutto per questa edizione del Veneto, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Sul continente europeo si instaura una circolazione ciclonica con impulsi di aria fresca e a tratti instabile. Martedì 24 agosto tempo in prevalenza buono ma con qualche disturbo. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Probabili alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane e pedemontane a partire da metà giornata. Venti in pianura prevalentemente moderati. Vediamo anche le temperature che saranno in lieve calo, minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole un po' su tutti i settori, lo vediamo, qualche addensamento sui rilievi, ma in genere sarà innocuo. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra i 27 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, acquazzoni sui settori più settentrionali, asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.